Amici sportivi, buona domenica e buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Dino Liotta di Licata, la terza giornata di campionato del girone I della serie dilettantistica e Catania e Licata, o meglio Licata, padrone di casa, e Catania si stanno sfidando per una partita che per il Catania rappresenta sicuramente un auspicio di continuità rispetto alle due vittorie finora ottenute sul campo sulle avversarie Ragusa e San Luca. Ovviamente per il Licata c'è un animo diametralmente opposto, quello di cambiare le regole che finora però hanno visto soccombere, soprattutto i risultati che hanno visto finora soccombere la formazione nata Pippetto Romano, con due sconfitte maturate contro il Castrovillari e contro la Vibonese, con lo scambio di Gagliardetti e con la fascia di capitano di Rizzo e con la fascia da capitano di Orlando. Sono concluse le fasi preliminari all'inizio di questa partita, ma ovviamente adesso c'è il momento per delle foto che ricordano questo evento che non avveniva dagli anni 90 tra Licata e Catania. Una sola vittoria della formazione rossazzurra qui sul terreno del Dino Liotta, ma allora ricordiamolo, negli anni 90 il terreno di gioco era praticamente bianco, e così un po' come tutto il tracciato che ci ha portati stamattina fino a questa splendida città con un mare meraviglioso ed incantevole. Calcio d'inizio per il Catania, tutto è pronto. Marco Carli, ultime sensazioni da bordo campo. Bellissime, perché lo stadio è praticamente stracolmo, almeno dove i tifosi possono stare, cioè nelle due tribune, come avevamo detto a inizio collegamento, quasi piena quella occupata dai tifosi del Catania e praticamente stracolma quella dei tifosi del Licata, per cui anche spettacolo sugli spalti. A te Angelo. Questi tifosi a torso nudo che state vedendo adesso mentre tutto è pronto per il fischio d'inizio, ci sono però ancora fasi preliminari, c'è evidentemente una rete che ancora necessita di un ulteriore controllo. Guardate, è proprio quella a destra rispetto alla nostra postazione, sotto la curva inagibile dei tifosi degli ultra della Licata, che come quasi tutti gli ultra non hanno gradito la preferenza prestata ai pari grado del Catania di occupare la tribuna B. Ecco, vedete il direttore di gara che passeggia, ma proprio a destra rispetto alla nostra postazione ci sono gli addetti al campo, perché il primo assistente del direttore di gara si è accorto che la rete presenta un'apertura, se ne è accorto il Segugio, chiamiamolo così, Salvatore Damiano di Trapani, che ha subito segnalato la circostanza alla dirigenza del Licata Calcio. Adesso ancora continuano le fasi di chiusura, sutura della rete. Dimmi Marco. La curiosità è che viene impiegato Lorenzini anche, perché insomma sfrutta l'altezza, no? Perché in punta di piedi arriva quasi a toccare l'incrocio dei pali, per cui ha dato una mano anche lui probabilmente in questo contesto, perché come vedi invece c'è chi deve sfruttare una sedia per riuscire ad arrivare fino al punto giusto. Attenzione, perché ci sono due reti che sono state momentaneamente così abbandonate a se stesse, anche quella a sinistra rispetto alla nostra postazione è ancora non in stato di perfetta efficienza. Se ne è accorto anche, diamo il giusto merito anche a Vitaggio di Trapani, ma più laboriose sono le operazioni di ricamo, chiamiamolo così, della rete sotto la nostra postazione a destra. Nel frattempo giocatori che palleggiano, maglia e divisa bianca con i reverb ovviamente azzurri, il giallo e azzurro sono i colori del Licata, rossa-azzurra, questa che secondo Grella è la più bella maglia degli ultimi 20 anni del Catania. Incredibile che non si fossero accorti prima, perché qui le operazioni sono particolarmente laboriose. Nel frattempo inquadratura anche per i giocatori della Licata con Mutasiru, giocatore che
è di origine ghanese, è un mediano e che è nato a Kumasi e poi ha approdato qui a Licata. Operazioni particolarmente lunghe. E allora Marco, che dici? Raccontaci un attimo, vi stavo facendo vedere i tifosi del Catania a torso nudo, che sono quelli proprio di fronte alla nostra postazione in tribuna. Quelli li troverete in tutti i campi di calcio a qualunque latitudine, sempre con questa tenuta. Io non so come facciano, adesso francamente hanno il clima favorevole, ma contrariamente a questa circostanza molte volte tra il freddo e il gelo anche in terra bergamasca, quando tante volte ci siamo proiettati nelle parti del nord dell'Italia, li abbiamo sempre visti. Partita che non è iniziata, è una specie di valzer del moscerino prima di cominciare questa partita. Vediamo se finalmente comincia, perché l'arbitro aveva fischiato, adesso rifischia nuovamente. Partita iniziata e finalmente i primi applausi del pubblico di casa che scoccano con Calaiola. Apertura sul fronte offensivo di destra, si fa vedere davanti per il Licata Mina Cori, proversione anzi rasoterra, un rimbalzo che poi favorisce la limite dell'area di rigore. Con calma adesso ci prova Vitolo ad orchestrare la manovra sul fronte di sinistra. Operatino, rincorre Andrea Russotto, Orlando, ancora Pino, attenzione alle incursioni dell'esterno che cambia gioco sull'altro fronte, il movimento, e vince il primo rimbalzo e poi dalla distanza ci prova Mudasiro, molto bravo, buona la manovra ispirata dall'argentino Rodrigo Izco, biondo argentino, e poi il tiro di Mudasiro che si perde comunque un metro a destra della porta, difesa da Beters. Con calma il Catania, spizzica Sarao, si fa vedere sul fronte offensivo di sinistra Giovinco. Russotto si è collocato a destra, a sinistra Giovinco, l'arbitro dice che però il pallone si è perso, anzi no, deve ritornare, è tornato nuovamente in campo, lo porge il Catania con Rapisarda. Adesso finalmente possiamo riprendere nuovamente il gioco. 1 minuto e 38, buono l'inizio del Licata, la sovrapposizione da destra a sinistra di Russotto, poi si fa vedere Sarao controlla il sinistro, il tiro, la respinta da parte di Valenti che si allunga con le mani, non trattiene, lo sposta in posizione decentrata, così come diciamo negli annuali nell'ABC del portiere va fatto, non se l'è sentita. Un tiro in porta per il Catania, un tiro invece probabilmente più insidioso, quello partito dal traversone di Rodrigo Izco e poi sbagliato da Mudasiro. Fallita amaramente l'operazione della Catania, che tendeva a mettere in ambasce la retroguardia della Licata. Si riparte da Valenti, va a cercare Pino, non riesce a controllare però l'ala sinistra della formazione di casa. Rapisarda con le mani, chiama lo schema, non sa chi darla, si fa vedere invece Rizzo, spiovente all'interno dell'area di rigore, rimbalzo Giovinco, non ci arriva prima di lui Valenti. Con calma, numero 1 della squadra di casa, con le mani, si fa vedere un po' più davanti Frisenna, raccoglie adesso il numero 8 della formazione di casa, Rotulo, corsia di sinistra, attenzione perché su quella corsia ci hanno già provato ancora una volta 2 buone triangolazioni, poi un punto esclamativo di Castellini che mette il pallone direttamente fuori. Buona la progressione, soprattutto l'intuizione di Lorenzini, spiove il pallone al centro, stavolta sull'altro fronte Buffa allontana, rimessa con le mani
per il Catania, la compie proprio in questo istante. Solito movimento di Izco, poi ci prova, che bel piede comunque il ghanese Mudasiru, senza però patemi e grandi difficoltà. La formazione rossazzurra che adesso gioca con Giovinco, si era spostato sul fronte di destra, si riparte da Frisenna in calma, difesa a 3, quella del Licata, metronomo di questa formazione del centrocampista centrale Frisenna. Passano da lui tutti gli appoggi, buono per il fraseggio del Licata, l'apertura per Pino che però tocca male il pallone, lo spedisce sulla terra di nessuno. Con calma il Catania. 5 minuti e 7 secondi dall'inizio di questa partita, risultato di 0-0, 2 fiammate non particolarmente importanti ma comunque significative. Attenzione, c'è Russotto, addomestica il pallone, Russotto poi commette fallo. Numero 7 della formazione rossazzurra, c'è qualche scintilla, mano in faccia da una parte e dall'altra, non se la sente Calaiò, se la misura Giovinco. 3-2, qualche scintilla, questo è questo campionato, subito scintille, poi va a fare da pacere Sarao, dice ragazzi dai, pensiamo al calcio. Catania che adotta sempre un sistema di gioco ormai coordinato, mentre state vedendo l'uscita iniziale, poi pallone che è stato tolto dai piedi di Giovinco e da lì ne era nata un po' la diatriba, la questione. Frisenna, controllo del numero 8 della formazione di casa, a destra c'è Izco, Vitolo si può fare vedere, si ritorna da Orlando, però si passa da Frisenna e adesso saltato dal cerchio di centrocampo con Rotulo, il controllo sinistro-destro, apre per Izco, gioca bene però è Licata, con pallone al limite dell'area di rigore, vanno in raddoppio di marcatura, rischia qualcosa il Catania che come sempre non fraseggia mai, cerca sempre l'approvvigionamento dei palloni lunghi con diciamo qualche scollatura lì in mezzo al campo, prova a mettere ordine però adesso Rizzo, il controllo di petto, poi c'è il fallo sul capitano del Catania, l'arbitro si avvede di tutto, comanda il calcio di punizione, non c'è astio con Rotulo, classico fallo di gioco senza cattiveria. Inquadratura per Frisenna, la mente lì in mezzo al campo della formazione allenata da Pippetto Romano. Calcio di punizione che sta per battere il Catania, c'è una schiera di 4 maglie rossazzurre con Russotto che invece batte il calcio di punizione, girata per uno schema assolutamente improbabile perché Palermo gira di testa ma la spedisce direttamente tra le braccia di Valenti. Solite distanze particolarmente significative tra l'impianto di centrocampo e quello difensivo. Deve uscire con i piedi Peters, bravo questo ragazzo con i piedi, buono nelle uscite un po' avventurose, però evidentemente sa di avere numeri. Attenzione, Ceppino sul versante di sinistra, chiusura però per lui, gioca quasi tutto a sinistra il Licata, ma attenzione perché lì largo a destra c'è Izco che è un altro di quei giocatori che non si lascia pregare, particolarmente libero, se se ne fosse accorto Frisenna poteva dargli un pallone piuttosto che servire sempre a sinistra. Poi attenzione perché c'è il Catania con Rapisarda in seconda battuta, sradicano definitivamente il pallone dai piedi dell'avversario con la possibilità poi
ancora di cercare una manovra che però si spegne. Non ci sono problemi per Buffa, che si rialza ripartendo invece da Palermo, corsia di sinistra, bloccato come al solito il Catania, non sa che fare e viaggia per linee orizzontali, stavolta Rapisarda, si chiude bene Licata, all'indietro si fa vedere Giovinco, cambia gioco sull'altro fronte Lucio Lorenzini, poi ancora una volta il capitano del Catania Rizzo apre sulla destra per Rapisarda, non si invola Rapisarda, preferisce il fraseggio corto, Andrea Russotto, Castellini, posizione centrale per Lorenzini, ancora Giovinco, bravo perché comunque prova a fare salire la squadra accorciando le distanze. Russotto, raddoppio di marcatura sul numero 7 del Catania, gli sdraiti con il pallone dai piedi, attenzione, può andare la ripartenza, la formazione licatese che per adesso prova a partire con Rotulo, il campo è finito, però troppe disattenzioni lì in mezzo al campo, eravamo in possesso di palla e in due ce la siamo fatti soffiare. L'impressione che di questi primi 10 minuti è che il Licata esprima un bel gioco, non so se Marco Carli la pensa come me. Sì, è vero Angelo, l'avevamo anche un po' studiato il Licata durante la trasmissione del venerdì Sport Sicilia Preview e soprattutto i movimenti di Rotulo e di Minacori, due giocatori brevilinei che fanno tanto movimento. Intanto no, vabbè, mi tengo la linea perché sì. il gioco è fermo, fanno tanto movimento, sono brevilinei. Rotulo è stato l'autore dell'unico gol finora del Licata in questo campionato. Minacori l'anno scorso è stato uno dei protagonisti della stagione con 8 reti in più di 2400 minuti giocati durante il torneo, e quando si accendono loro c'è un po' di difficoltà sicuramente per il Catania, che ha difficoltà anche a costruire gioco. Ricordiamo in questo momento che non c'è Lodi, perché va detto che insomma il faro del Catania, Rizzo, ci sta provando, sta facendo il suo. Izzo, grazie Marco. Izzo sul fronte di destra spiove il pallone alla ricerca di Pino, salta l'uomo Pino, entra in area di rigore, fa tutto bene, lo bracca per qualche minuto Rapisarda, poi Pino si appoggia dal sinistro al destro, lo scaccia troppo, arriva a un tiro direttamente fuori, però il Catania gioca la sua classica partita con fraseggi che arrivano lì sulla tre quarti difensiva e poi questi lunghi palloni nella terra di nessuno, totalmente sbagliato il pallone di Rapisarda, ma questo è il tipo di gioco del Catania che se funziona bene, ma se non funziona diventa forse monocorde e problematico. Con calma però, siamo ancora al 12° minuto dall'inizio di questa partita, si fa vedere Mudasiru, lui l'autore di un ottimo fraseggio anche di un tiro dalla distanza. Rizzo sbaglia, insegue Giovinco, che è uno che comunque dimostra finalmente di affondare il tackle, ma anche il tentativo di pressing, che è una parola diciamo poco sfruttata in campo dai giocatori della Catania, che fraseggiano per orizzontale fino alla linea che demarca il cerchio di centrocampo basso, poi spediscono sempre dritto per dritto cercando la fortuna dei centimetri di Manuel Sarao, e questi palloni lunghi sono facili da intercettare. C'è Vitolo, difatti lo fa Izzo, si fa vedere a destra Ficarra, ne abbiamo parlato prima all'1-2 con Izzo, campo è finito, controlla tutto il Catania con Lubstani e quindi con calma adesso può ripartire Beters. È la terza di campionato, tante cose vanno sicuramente approfondite. Castellini con calma da Beters, se la cava coi piedi, fraseggio, tutta indietro
Licata con una grande griglia a centrocampo, solita giocata sbagliata del Catania o comunque prevedibile. Stavolta che palleggio quello di Frisenna, bravo il ragazzo, apertura per Rotulo e poi sulla sua posizione arriva Buffa, viene messo a terra, calcio di punizione per il Catania, ma con questi lanci centrali con ogni probabilità si fa sempre la fortuna degli avversari. Questa è la mia percezione a un quarto d'ora dall'inizio di questa partita. Al centro il Catania riparte con Rizzo, stavolta gioca da play molto più basso, si fa vedere Lorenzini ancora all'indietro, non sanno a chi darla quelli del Catania, stavolta a destra con Castellini, solito lancio lungo, solito errore, solita diciamo facilità dei difensori e centrocampisti avversari di prevedere la traiettoria del pallone, piazzarsi davanti ai giocatori del Catania che non passano mai dalla griglia di centrocampo, cercano sempre il lancio a scavalcare quello avversario che fino ad ora, come quello della Licata, ha avuto la meglio. Stavolta Rizzo sbaglia il portiere Valenti, ancora Rizzo, si fa vedere Giovinco, mantiene il possesso del pallone, lancia Lubistani sull'auto di sinistra, ancora Catania che deve ripartire da dietro, manovra stavolta avvolgente, rimane tutto avanti il Catania, soltanto Lorenzini a presidiare il cerchio di centrocampo con una palla che poi con Giovinco e con Russotto viene deviata, ultimo tocco vorrebbe Russotto per difensore avversario, così non è secondo l'indirizzo del primo assistente del direttore di gara Damiano Di Trapani, che forse ha visto giusto. Si riprende a giocare con una rimessa dal fondo con Valenti. Non è stata finora diciamo una partita scoppiettante, il Catania forse ha patito un po' questo inizio di gara e di partita, iniziata bene da parte della Licata, palla dentro, attenzione, non bisogna mai distrarsi perché Buffa aveva chiesto palla fuori, Izco con calma dalle parti di Mudasiru, gli rubano il pallone dai piedi, lo perde però poi Giovinco, attenzione con ancora Izco, avanza palla al piede, sul fronte di destra la sovrapposizione, c'è posizione comunque irregolare e pertanto va a chiedere chiarimenti il Catania, ma Guardalini aveva fischiato a favore della formazione rossa-azzurra. Solito fraseggio, prediligendo quasi sempre il fronte di sinistra per il primo tocco e poi quello di destra per l'impostazione della manovra. Trapisarda all'indietro Castellini, Rizzo che deve fare tanti chilometri per fare questo lavoro da play basso, ma poi tutta avanti il Catania si deve affidare ai lanci lunghi. Ci prova Lorenzini, Rizzo, cerchio di centrocampo con stavolta pallone millimetrico per Sarao, incredibile l'errore di Sarao nel momento in cui raccoglie l'assist perfetto di Rizzo, prima azione di un certo pregio, sempre uguale alle stesse però Rizzo per Sarao, se volessimo rivederla insomma traversone, Sarao il controllo sbilenco, la stiamo rivedendo, guardate, controllo e palla che va direttamente nella tribunetta deserta degli ultra e inagibile del Licata. Sbaglia amaramente Sarao, si fanno sentire i tifosi del Catania, ovviamente fischiati dai pari grado della Licata. Andrea Russotto, stavolta sì che è calcio d'angolo per il Catania, l'ultimo tocco chiaramente di Orlando, anzi no, dice il Guardaline, si tratta di rimessa dal fondo. Noi avevamo avuto un'altra percezione visiva, la nostra postazione ha un piccolo handicap sulle corsie laterali, bene così però. Lorenzini con calma, troppa
Rizzo, solito fraseggio a destra e solito intervento all'indietro per Castellini. Si fa vedere la Pisarda, ancora Rizzo, dice Rizzo vai avanti, cambia gioco a sinistra, Lorenzini all'indietro, Betters, Castellini. Nel frattempo il Licata si è tutto piazzato lì in mezzo perché dice arriva lo spiovente prima o poi, così succede, e Giovinco non lo riesce a recuperare per la ottima guardia di Izco. Palla che si perde pertanto oltre la linea del fondo. C'era uno degli slogan, chiamiamoli così, delle frasi celebri, diceva bisogna far correre la palla perché la palla non suda, e qui invece a volte si corre ma a vuoto, si suda in ora senza riuscire a scardinare. Comunque un ottimo centrocampo, Giovinco, calcio di punizione, se lo prende tutto, migliore finora tra i suoi, il 32 della formazione rossa-azzurra. Lo stiamo vedendo all'esordio da titolare in questa partita e francamente di tutti mi pare quello che abbia davvero il maggiore senso in questo momento della proiezione offensiva. Giocatore reduce dal Taranto, stagioni arenate a Ravenna, Limolese, al Catanzaro, partito come fratello nella Juventus delle giovanili, poi passato all'Under 19. Non c'è Francesco Lodi e allora chi li batte i calci di punizione? C'è Sarao, c'è Rizzo sul punto di battuta, stanno dialogando, si defila, poi il capitano rimane Sarao e lì bisogna decidere se si batte col destro o si batte con il piede sinistro, con una barriera composta da 5 maglie bianche. Poi l'arbitro raccomanda il rispetto della distanza. Giovinco batterà o batterà Sarao? Uno dei due, affidiamoci al destro, pallone comunque deviato, stava quasi esultando Giovinco dopo la battuta del calcio di punizione. Manca il pallone, ne arriva uno dalle retrovie, da una parte all'altra, si riprenderà però a giocare soltanto con una rimessa con le mani. Giovinco aveva visto il pallone quasi oltrepassare la barriera, poi i lungaccioni della linea difensiva oltre la linea del fondo. Calcio d'angolo per il Catania dalla bandierina di sinistra, pallone che spiava all'interno del rigore e poi incredibile l'intervento in uscita, il tiro e il gol di Rizzo, il gol del capitano della Catania che va praticamente a prendersi l'abbraccio del pubblico della formazione rossa-azzurra. Respinta corta e il capitano che va a correre e adesso va tutto a baciare, a ringraziare, ad abbracciare la panchina della Catania che scende in campo. Partita che si è sbloccata per una fiammata di Rizzo. L'arbitro dice ragazzi usciamo fuori, calcio d'angolo. Guardate, primo salvataggio così un po' rocambolesco con la palla che viene allontanata, poi un tiro di controbalzo al volo di destro di Izco che si insacca alle spalle dell'incolpevole portiere Valenti, che nulla poteva fare se non essere uscito così come aveva potuto. Rocambolesco poi il rinvio di Frisen che diventa un assist pazzesco per Rizzo, Giuseppe Rizzo, che ci porta in vantaggio Marco Carli. E la sensazione è proprio questa, che anche dalla panchina si sappia che prima o poi arriva l'occasione giusta per sfruttarla. Quella di Rizzo è stata così. Ridò la linea a te. Grazie, siamo ritornati nuovamente con la cronaca in diretta. La reazione da Rizzo ad Izco. Rizzo l'autore del gol della Catania. Ad Izco adesso fraseggio corto con la possibilità di Mudasiro. Passaggio poi per Orlando, c'è fallo, anzi no, dice il direttore di gara. Recuperano però la posizione quelli del Licata, mettendo il pallone fuori. Si dovrà ricominciare a giocare con una rimessa con le mani
a favore della Catania, e con Giuseppe Rizzo che fa passare in vantaggio il Catania. Che gol però, e i numeri ci sono tutti. Sotto un profilo tecnico questa squadra probabilmente ha pochi rivali in questo campionato, con il più grande rispetto di tutti quanti gli avversari. Ancora solfeggia sul piano del gioco, ma quando arriva l'occasione, una botta di quelle al volo all'incrocio vanno praticamente a regalare a qualunque tifoso di calcio una delle sensazioni che questa non sia una squadra dilettantistica, ma abbia sicuramente una marcia in più. Giovinco, Rizzo, 24 minuti dall'inizio di questa partita, risultato che è cambiato, ricordiamolo, il gol di Rizzo, Rapisarda, Sarao di testa nella terra di nessuno, bisogna fare più attenzione. Marco Carli. Sì, Angelo, ricordavo quando tu tessevi le lodi del Catania, no? Per quanto riguarda la rosa e la qualità, quello che era successo pochi minuti prima del gol con il lancio di Rizzo per Sarao. Anche in quell'occasione era un Catania che sembrava sonnecchiare, poi ha trovato quel lancio, il tiro da posizione molto buona, che poi è andato alle stelle, ok, però chiaramente ti dà sempre la sensazione di poter colpire. A te. Catania che reclama per la mancata concessione di un calcio di rigore, l'arbitro zittisce tutti quanti, qui sotto si rialza nuovamente. Era stato dalla posizione di esterno di sinistra che Lubistani si era praticamente ritrovato per terra all'interno dell'area di rigore, ma l'arbitro l'ha fatto rialzare. Rusotto gli ha dato uno sguardo, gli ha detto rialzati e vai. Lì in mezzo al campo si lotta con Sarao tra due avversari, poi palla allontanata, uscita del portiere che gioca sempre avanti rispetto alla posizione interna dell'area di porta. Rizzo, solito fraseggio, Rapisarda, Rizzo all'indietro, Castellini perde 3 tempi di gioco, anche 4 Castellini prima di dare il pallone, la gioca invece di prima e ne guadagna 1 il Catania con Giovinco che lancia sul versante destro del campo Andrea Russotto, ma lo trova in posizione regolare, dice peccato. Giuseppe Giovinco gliel'aveva data bene sfruttando una girata quasi di primo rimbalzo, e adesso si riparte da Frisenna, poi Mudasiro, giocatore ghanese, a quello invece argentino si fa vedere il brevidino Ficarra, auto di sinistra, controllato però senza troppi patemi e senza grandi difficoltà dalla Catania, che riparte nuovamente dal fraseggio corto e basso sul versante di destra. Castellini, stavolta capiscono tutto, perché con questi lanci lunghi una squadra che fa pressing ti prende immediatamente le distanze e le misure. A destra Rotulo anticipato, stavolta arriva anche Russotto a supporto dei compagni di squadra, rimessa con le mani con Frisenna, si gira Frisenna, stavolta costretto a ripiegare all'indietro per Pino, che si è collocato in una posizione più bassa quando Frisenna e quando Orlando si spinge in avanti, lui ritorna nuovamente sulla corsia laterale esterna con Giovinco. Non c'è fallo però su di lui, Giovinco rimane dolorante per terra, gli sradicano il pallone dai piedi Siru con però il Licata, troppo lungo il lancio per Izco, si rialza nel frattempo Lubistani, era rovinato per terra sulla corsia di sinistra, primo piano per l'argentino Rodrigo Izco. Lorenzini, Lubistani,
con Sarao in mezzo, raccoglie un pallone in seconda battuta con stavolta Giovinco. Buona la giocata, buono il pressing di Giovinco, l'arbitro però ferma il gioco, pericoloso. Dialoga Giovinco con Russotto, i due così si guardano per un attimo soltanto in cagnesco, ma siamo di fronte alla transagonistica di questa partita. Ricordiamo però che la Catania è passato in vantaggio con il capitano Giuseppe Rizzo. Ho già preso le chiavi del centrocampo Rizzo e ha fatto un po' il cicciolò della situazione con quel tiro al volo centrato benissimo. Ancora il 18 con la fascia da capitano del Catania, sempre a destra per la formazione rossazzurra. Avanza, palla al piede Pisarda, poi Russotto stavolta sradica il pallone dai piedi di Mudassiru. Andrea Russotto lancia il Catania che arriva quasi ad un passo dal gol con la scivolata di Giovinco all'interno dell'area di rigore. Servizio impeccabile e assist pazzesco da parte di Lorenzini, ma scusatemi, sul versante di sinistra da parte di Rubistani. E poi la palla che però non ha raccolto il controbalzo con ogni probabilità, ragioni di pochissimi frame. Il pallone sarebbe insaccato alle spalle di Valenti. Riprende il Catania, era stato Palermo l'autore dell'assist, molto bello. Ancora Palermo, possesso di palla per Palermo, non c'è fallo però su di lui, vanno in due, ci prova il Licata a provare una reazione. Rotulo per Izco, attenzione all'interno della rigore, non c'è niente, chiamato a rialzarsi Rotulo, e adesso però palla sempre tra i piedi delle maglie bianche della Licata che stanno provando una reazione sulla corsia esterna di sinistra. C'è Pino, attenzione, il fraseggio con Orlando all'indietro di prima intenzione, la girata e Rotulo, manca il disegno del palo sinistro della porta difesa da Peters per ragioni di 1 metro. Di prima intenzione, se avesse inquadrato lo specchio della porta, ma guardate questo fraseggio, e questo è l'ultimo istante in cui il numero 10 della formazione di casa ha fallito un'occasione sicuramente complicata e difficile, ma si era messa particolarmente bene. Non deve rischiare il Catania su questi fraseggi corti e soprattutto non deve gioire sugli allori di un gol realizzato, deve magari provare anche ad inventare qualcosa di diverso. La formazione rossazzurra, troppo lungo il pallone sul versante di sinistra, lo raccoglie però poi per un tiro che si spegne facile sulle braccia del portiere Valenti, tiro di Rapisarda. E adesso stavolta Mudassiru al centro per Frisen, Marco Carli. Prima facevi riferimento, Angelo, appunto al fatto di non dormire sugli allori, fra virgolette, insomma, per il Catania. Intanto ti dico che in panchina si sono disperati parecchio per l'occasione precedente, con il cross di Palermo e Giovinco che non ci è arrivata per un soffio, perché insomma siamo un po' tutti anche memori di quello che è successo con il San Luca, della situazione che il Catania appunto deve provare a chiudere, o deve tentare di chiudere la partita, no? Per cui Zeoli e Ferraro continuano a dare indicazioni ai giocatori proprio per sfruttare ogni occasione, e hanno incoraggiato molto Russotto, da cui è nata l'occasione di prima. Ci prova dalla distanza Vitolo, pallone però rimbalza facile tra le braccia di Peters senza particolari velleità. La manovra offensiva stavolta del Licata. 33 minuti e 40 secondi dall'inizio di questa partita, il Catania in vantaggio per 1-0. Il gol lo ha realizzato il capitano
della squadra etnea. E poi dopo il gol di Giuseppe Rizzo, Catania è vicinissimo comunque al raddoppio sull'asse Palermo, e alla fine con il rimbalzo davvero quasi un centimetro avanti rispetto alla scivolata di Giovinco davanti alla porta. Rimessa con le mani, finora si è visto poco Sarao sui palloni lunghi, ha sempre un'attenta raddoppio di marcatura da parte di Calaiò, e qualche errore di troppo il Catania lo commette con questi lanci chiamati comunque dalla panchina di Castellini, che va a cercare sempre gli spilungoni del Catania. Rizzo, attenzione perché c'è Izco dalle parti di Palermo, poi difatti perdiamo il pallone con calma. Lorenzini lo protegge dalla incursione da davanti di Minacori, ma sbagliamo troppi palloni lì in mezzo al campo, ed è questo un refrain che ci accompagna dall'inizio di questo campionato. Per gli esteti del calcio sicuramente non sarà una bella partita, ma rimane comunque il risultato, e qualcuno dice che il calcio è anche fare un gol in più dell'avversario. Con il Catania di Russotto stavolta tra due uomini, Fraseggio poi stavolta funziona da davanti con la possibilità di fare allungare il passo a Giovinco, che si è andato a cercare uno spazio stavolta trovandosi in posizione di esterno destro. Invertito gli uomini, Giovinco si è messo a destra, Russotto rimane in una posizione leggermente più arretrata, e penso che stia cambiando un po' questo sistema di gioco. Per qualche istante sembrava una specie di 4-4-2, e invece Giovinco è tornato a sinistra, Russotto è tornato nuovamente a destra con Sarao, e stavolta il Licata imita il Catania spedendo il pallone dritto per dritto tra le braccia di Betters. 36 minuti dall'inizio di questa partita. Giovinco non può percorrere ovviamente centinaia di migliaia di chilometri, e questi palloni lunghi, difatti guardate l'espressione del tatuatissimo 32 della formazione rossazzurra, questi lanci lunghi, se hai il goniometro tra i piedi allora hanno un senso, altrimenti rischi le accelerazioni dei compagni di squadra, ma soprattutto l'inefficacia della lettura tecnica della giocata da parte del tuo compagno, e a volte l'efficacia invece estrema nella lettura tecnica di quello che sta per succedere da parte dell'avversario. Palla a terra adesso lì in mezzo al campo con Orlando. Fraseggio corto per Frisenna, il movimento in fase offensiva da parte del Licata, stavolta vanno in due quelli del Catania a chiudere sulla posizione di Rapisarda, e poi gioco fermo, Lorenzini si defila, palla che si perde distante, si riprende quindi dai piedi di Betters. 37 minuti e mezzo, certo la temperatura c'è, siamo in una splendida giornata di sole e a temperature elevate, anzi chiederei proprio a Marco Carli la percezione della temperatura lì a bordo campo. Ma la nostra è piacevole, ti devo dire la verità, perché noi siamo sotto la parte coperta. Ma tu non corri, Angelo, è chiaro, non corro e sono sotto la parte coperta, per cui diciamo che sto bene. Ecco. I giocatori certamente di più dalla parte sinistra, noi l'abbiamo visto, la parte sinistra è l'attacco del Catania, il caldo si fa sentire, e si faceva sentire soprattutto nella parte iniziale della partita. Il lancio di uno che ha i piedi buoni del Catania, che è Rizzo, ma il solito lancio a scavalcare il centrocampo ha portato Russotto ad inseguire il pallone per 15 metri, ma poi il pallone andava più veloce di Russotto e quindi il pallone ha oltrepassato la linea del fondo. È una Catania che ha sempre una certa distanza tra il reparto difensivo
è quello di centrocampo, che serve solo a volte ad appoggiare palloni lunghi o quantomeno a dare il tempo alla lettura della partita per i compagni di squadra. Occhio, perché qua c'è fallo e cartellino probabilmente, anzi no, Lubistani si rialza, dice l'arbitro attento perché la prossima ti caccio un cartellino giallo, classe 2004, e questo è fallo d'ostruzione perché Lubistani era stato saltato. C'è andato anche Minacori che ha capito l'ostruzione e c'è andato un po' col fianco a cercare di prepararsi al colpo, ma anche di renderlo più spettacolare. L'arbitro fermato il gioco, non c'è gli estremi del giallo, stavolta la sbaglia la giocata Mudasiru, riparte il Catania per Russotto, sbaglia Giovinco. Qui non si parlano granché i due dall'inizio di questa partita, un po' ci sono dinamiche che vanno meglio sicuramente oleate di cui hanno giocato questa partita. Giovinco però, dopo che Rizzo commette il fallo, rincorre il pallone, l'arbitro però ha fermato il gioco nel frattempo, ha comandato il calcio di punizione a favore del Licata che prova a sfondare per linee centrali. Con calma adesso il Catania con Sarao per Giovinco prova a prendere la rincorsa, ma la posizione è regolare sul lancio lungo da parte di Sarao, guardalinee che ha alzato immediatamente la bandierina, lo ha seguito il fischio del direttore di gara, ha battuto il calcio di punizione, si riprende a giocare con Frisenna. Mudasiru, solito palla a destra per Vitolo, ancora Mudasiru, ancora Frisenna, di mezzo c'è lo spazio per il migliore dei difensori del Catania, ma attenzione, si addormenta nel frattempo Lubistani, meno male che non ci arriva con il giusto tempo e con la giusta coordinamento non ci arriva Izzo col giusto coordinamento, perché altrimenti potevano essere guai. C'è qualcosa che non va dalla panchina, perché Russotto ha un ghigno strano e Sarao ha chiesto attenzione alla panchina. Ti sei accorto di qualcosa, Marco? Sì, è vero, c'è Russotto, credo che non sia bene ancora, sta dicendo in questo momento ce la fa, che ce la fa, mentre si è alzato e si sta riscaldando De Luca. Chiaramente mancano 3 minuti e mezzo alla fine di questo tempo. Per il momento Russotto ha rassicurato la panchina dicendo che ce la fa, però ovviamente vanno valutate le sue condizioni. Senza misura il lancio di Sarao, che provava a fare intervenire il Catania dalle retrovie, si era fatto vedere Palermo, ma non ci sono state le giuste misure, non per ragioni o colpe di Palermo, quanto per il lancio troppo in diagonale e troppo profondo. Castellini, Lubistani, Rizzo, cerchio di centrocampo, solito lancio lunghissimo, stavolta la posizione, e questo è normale che succeda, perché quando prendi e perdi un tempo di gioco gli altri ti mettono fuori gioco, e così è capitato in questo lungo lancio di Rizzo, chiamato quindi a ripiegare nuovamente all'indietro Buffa, che si era inserito, però la buona posizione, aveva letto bene le intenzioni del compagno, la posizione però era irregolare. Giovinco gravita sempre di più in posizione di ala destra, Russotto si è spostato a sinistra nella parte soleggiata del rettangolo di gioco, Frisenna a destra, movimento per Rotulo, lo scambio con Frisenna, stavolta Castellini se lo becca il giallo con Lorenzini, cartellino giallo per il numero 26 della formazione rossazzurra. Ci facciamo infilare con una certa facilità. Filippo Lorenzini, la maglia si allunga ed è inevitabile il primo cartellino giallo da parte del direttore di gara. Fair play comunque tanto in campo, non ci sono stati scontri particolarmente duri tra le due squadre, che hanno preferito giocare al calcio
E attenzione perché adesso c'è il calcio di punizione, c'è Frisenna, è lui il battitore dei calci di punizione da parte del Licata. La posizione è favorevolissima, siamo 7 metri fuori dall'area di rigore, leggermente decentrati sulla corsia di sinistra, così come vedete dalle inquadrature, 4 della linea di difesa e poi il pallone che gira e va fuori di pochissimo. Bravo comunque nella circostanza Frisenna, annotiamolo al minuto 44esimo questo calcio di punizione, pallone che si è perso davvero di pochissimo a destra della porta difesa da Beters, azione che però continua perché nel frattempo il Licata ha guadagnato il calcio d'angolo, pallone che spiava all'interno del rigore da una parte all'altra, soltanto però con le mani, e la rimessa da parte. Nel frattempo riguardiamo il calcio di punizione, la deviazione fortunosa ma anche fortunata da parte del Catania, è stato proprio Lorenzini a allontanare il pallone alla zona pericolo, poi si è perso fuori. L'arbitro fischia 2 volte, il primo tempo è finito di questa partita e se volete ci riguardiamo gli highlights. Nel frattempo consentiamo anche a Marco Carli di andare a vedere se c'è qualcuno per una intervista flash, ma è stata una partita che il Catania non ha dominato, è passato in vantaggio per una bella giocata da parte del capitano Rizzo al minuto 22esimo. Qualche minuto prima sull'asse Sarao-Rizzo si era consumato anche un altro tentativo di andare a cercare la profondità e il gol, ma adesso ve li facciamo proprio vedere gli highlights, così ci gustiamo insieme tutti. Dimmi Marco. Sì, con Rizzo che gol hai fatto? Ha fatto un bel gol, dai, però ora conta solamente vincere e conquistare 3 punti per portarla a casa. Cosa ti aspetti per questa ripresa? Tenterete di chiudere la partita ovviamente? Sì, dobbiamo chiudere la partita perché questo è un campo difficile, speriamo di chiudere il prima possibile. Tutto bene, tutto a posto? Sì, tutto ok, tutto ok. Va bene, no, gli chiedevo Angelo perché era senza uno scarpino, ho chiesto se per caso c'erano dei problemi fisici per Rizzo, grande protagonista di questo primo tempo. Angelo, a te per gli highlights. Il gol di Rizzo è forse la scarpina con la quale ha realizzato il gol dell'1-0, che adesso ovviamente va a far mostrare ai tifosi del Catania, ma non c'entra assolutamente nulla, è soltanto togliersi un fastidio e cambiare il plantare. La terna arbitrale ha diretto finora bene la partita. Queste sono le fasi iniziali della gara, che è iniziata e partita con 2 minuti e mezzo di ritardo, quasi 3, perché tutte e 2 le porte avevano ancora dei fori, dei tarli che evidentemente nell'arco della mattina avevano così aperto delle brecce da una parte e dall'altra delle 2 reti della porta difesa da Beters e Valenti. I 2 portieri non hanno avuto grandissimi impegni. Questa è la terna arbitrale che rientra nelle nostre immagini all'interno del tangolo di gioco, e qua c'è lo scambio di gagliardetti tra i 2 capitani, cioè tra Orlando e capitano Rizzo. Ci sembrano troppo lunghe forse queste immagini, non saranno forse gli highlights, stiamo probabilmente riproponendo le fasi iniziali di questa partita e nel frattempo chiederei però, eccolo qui, fischio d'inizio, è partita iniziata con comunque una Licata che non ha alcun timore reverenziale nei confronti della Catania, prova subito a cercare gli appoggi e la profondità. Giocato una buona partita Minacori, che adesso è in possesso di palla, così come state vedendo, ha giocato una buona partita Izco, a tratti anche il Licata è andato vicino alla marcatura. Questo è il primo tiro scagliato da Mudasiru, il giocatore ghanese. Risposta da parte della Catania ce ne sono state, ma francamente non estremamente convincenti. Qui buona la copertura da parte di Vitolo nei confronti di Giovinco, tra i più mobili degli attaccanti del Catania. Il calcio di punizione battuto dalla formazione rossazzurra con
un inedito Russotto, dalla tre quarti la deviazione e poi comunque il pallone che si perde fuori. Tentativo della Catania di andare in gol con la palla che però stavolta termina abbondantemente oltre il disegno della porta. Il calcio di punizione battuto da Giovinco, la deviazione che con la sfera che si perde oltre la linea del fondo, e da qui ne nasce l'azione del calcio d'angolo con l'uscita rocambolesca da parte del portiere, pallone che viene allontanato. Guardate il destro di Rizzo che mette il pallone alle spalle di Valenti. Il gol di Rizzo che non aspetta ovviamente che il pallone plani per terra, la botta di destro chiara e sicura, e questo poi è il momento in cui Palermo mette una gran palla per la possibilità di Giovinco di entrare con scarpe e pallone dentro la porta. Di contro invece Rotulo sbaglia una clamorosa azione da rete, troppo lungo l'appoggio nel tentativo di Russotto, che qui avrà un problema, tant'è vero che guardate si tocca la coscia. Parlerà poi con lo staff tecnico e soprattutto lo staff medico del Catania dicendo: riesco a farcela, troppo lungo il lancio. Il calcio di punizione stavolta con questa azione si conclude nei primi 45 minuti di Frisenna. La deviazione che mette il pallone di pochissimo fuori e avrebbe avuto sicuramente guai seri Beters se il pallone di Frisenna non fosse stato intercettato. Sta entrando De Luca in questo momento al posto di Russotto. Ricordiamo il problema che ha avuto Andrea Russotto proprio nella parte finale del primo tempo. Dunque entra De Luca al suo posto, ha sentito tirare il trequartista rossazzurro, è passato proprio poco fa davanti a noi con una borsa del ghiaccio, si è andato a sistemare in panchina e sta entrando De Luca al suo posto. Al momento è questa la sostituzione in casa Catania, mentre anche Ferraro sta rientrando verso l'area tecnica. A proposito, ti racconto una cosa particolare, sì, Angelo. C'era l'arbitro che diceva a Ferraro: stia nella sua area tecnica. L'area tecnica dello stadio Liotta è molto piccola, è circa 1 metro, no? E praticamente Ferraro gli continuava a dire: ma non riesco a stare in questo spazio così piccolo, fammi andare almeno fino alla linea laterale. Però alla fine si sono intesi. Piccola nota di colore. E a proposito di note di colore, è venuto a trovarmi in postazione uno degli autori, nel frattempo è iniziata la partita, di uno striscione storico che ancora ricordo molto volentieri a Palermo, perché ovviamente ci sono tanti tifosi del Palermo. Fu quello storico: Patalè e Pandolfini sono solo due cretini. È venuto a presentarsi e con una stretta di mano, perché poi quando si gioca al calcio e quando ovviamente le tifoserie sono contrapposte ma restiamo sempre nell'ambito di una grande maturità calcistica, ci ha fatto un augurio, l'ha fatto a tutti i tifosi catanesi: vi aspettiamo in Serie B, perché per noi il derby è questo, ed questa è quella che è stata il mio dettato dall'inizio di questi racconti del Catania. Il Catania che adesso però può partire sul versante di sinistra del campo, lo fa proprio con il nuovo entrato De Luca, con la palla in posizione centrale, si fa vedere sul versante destro del campo con il traversone, lo spioventa all'interno dell'area di rigore, 2 rimbalzi, poi l'arbitro ferma però il gioco, comanda il calcio di punizione a favore della formazione di casa, e con Valenti che rimette nuovamente la sfera in gioco. Si era fatto vedere in quella circostanza il Catania con Buffa, aveva cercato di prendere il tempo all'avversario, azione che però poi è sfumata con un fallo in fase d'attacco da parte del Catania. Beters, appoggio corto e solito fraseggio per il metronomo, come giustamente lo ha ormai definito Carlo Breve, che ovviamente saluto in studio per i suoi preziosi consigli tecnici, e perché no qualche volta avrò il piacere di avere al mio fianco durante una telecronaca di una partita. Si rialza nel frattempo Buffa, non c'è fallo, riparte il Licata. Buffa però poi torna nuovamente sull'avversario, commette fallo su Mudassiro e l'arbitro ferma il gioco.
primo piano per il giocatore in maglia rossazzurra, apertura sulla versante di sinistra, le solite giocate che abbiamo visto nei primi 45 minuti, stavolta di testa arriva Castellini, allontana l'area rigore, si fa vedere De Luca, non è stata pregevolissima la sua partita di 4 giorni addietro, sembra però di essere entrato con la verve giusta. Con le mani Vitolo, si fa vedere davanti in posizione centrale Minacori, al centro c'è Frisenna, il palleggio, poi c'è il fallo da parte di Giovinco, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione. Buffa alza il pallone sul punto di battuta già avvenuto del calcio di punizione. Mudasiru, Vitolo, controllo di Vitolo, si fa vedere De Luca in pressing, un accenno ogni tanto non guasta. Frisenna al centro, Minacori, attenzione perché come giustamente diceva Carlo Breve da studio, scelta tecnica dell'allenatore è quella di scendere nei primi 45 minuti in campo, diciamo senza prime punte effettive, senza attaccanti, mentre attenzione c'è il gol del Licata che arriva con Izco, ma la bandierina è alzata, il gioco è fermo, posizione irregolare, rischia tantissimo il Catania. Izco va subito a parlare con il primo assistente, il signor Salvatore Damiano di Trapani, che aveva però per tempo alzato la bandierina, esultato il pubblico di fede licatese, strozzato però in gola dalla bandierina alzata, posizione irregolare che ci sta tutta dalla nostra postazione leggermente decentrata, con una parte diciamo di buio rispetto proprio alla posizione del guardaline. Dobbiamo affacciarci fuori per capire quelle che sono poi le scelte del primo assistente, mentre c'è un infortunio per un giocatore del Catania e l'arbitro chiama subito i soccorsi e la barella. Speriamo non sia stato nulla di particolarmente serio e di particolarmente grave, perché ha provato a mettere il pallone con una sforbiciata fuori proprio Buffa e si è infortunato il giocatore del Catania. Adesso intervento dei sanitari, dice di affrettare Marco Carli. Sì, mi sembra che sia andato anche contro praticamente l'inferriata dall'altra parte del campo. Subito ha richiamato l'attenzione dei sanitari perché si alzassero, fra parentesi sono anche vicino a noi nella postazione, sono andati subito da lui. In questo momento però è in piedi Simone Buffa, vediamo se ha le condizioni per poter rientrare in campo. Sì, sì. Esatto. Va bene, meglio così. Aveva tentato questa sforbiciata Buffa, poi era andato a rotolare proprio davanti alle inferriate. Certo non c'è molta area, però è uno stadio dove il calcio si vede bene, non c'è pista d'atletica, è un autentico piccolo gioiello come stadio di calcio, sesto, settimo in ordine comunque di capienza in Sicilia. Si fanno sentire i tifosi della Catania. Buffa si è rialzato, non ci sono problemi, tant'è vero che raggiunge il pallone, prova a metterlo al centro, ne viene fuori invece una tiro assolutamente fuori misura. Si riprende dal fondo, anzi no, perché prima della sventagliata evidentemente il pallone era già uscito fuori. Di testa, formazione rossazzurra con Rapisarda, si lotta sullo stretto, si fa vedere anche Giovinco, poi attenzione, tentativo di ripartenza da parte del Licata con la possibilità di allungare, ma il campo finisce e Izco non raggiunge la sfera. Si lamenta il numero 7 argentino Rodrigo Izco. Parte invece il Catania, lo fa con Lubistani, tirata davanti nel mucchio, troppo facile
per gli avversari andarla a raggiungere. Sull'altro fronte ci prova Orlando, poi la posizione come al solito centrale in verticale, l'appoggio per Milan Cori, l'attenzione da parte di Lorenzini, sicuramente il migliore della linea difensiva a 4 da parte del Catania. Frisenna, il migliore dei suoi finora, salta 2 avversari, li supera, poi accarezza il pallone, lo lancia per Rodrigo Ezco, che guadagna la rimessa con le mani. Ancora Ezco, posizione centrale, ancora Lorenzini, non si lascia ingannare, e in seconda battuta chiama a raccolta i suoi compagni di squadra perché lo hanno praticamente lasciato solo in una situazione di gioco particolarmente complicata. Rovina per terra Ezco, gioco è fermo, dalla panchina sollecitano la battuta del calcio di punizione, fallo sul numero 7 della formazione di casa. Va sul punto di battuta Rotulo, siamo praticamente nella parte finale del campo, 5 metri avanti rispetto alla bandierina, quindi è una specie di calcio d'angolo da posizione ravvicinata, un uomo alla distanza regolamentare, il destro di Rotulo pronto ad essere scoccato con 5 maglie bianche all'interno del rigore. Rotulo lo batte corto sul primo palo, vorrebbero il calcio di rigore, quella è delicata, non c'è niente. Si va avanti invece per la lunga rincorsa da parte di De Luca, buona la guardia del ghanese Mudasiro, apertura sul versante di destra del campo, il solito scambio per Frisenna che gioca una miriade di palloni. Marco Carli, fra poco è il turno di Jefferson, sarebbe il suo esordio insomma in campo, ed è qui pronto per entrare sul terreno di gioco. Vediamo se al posto di Sarao, lo scopriremo fra pochissimo. Calcio di punizione nel frattempo per il Licata, si scaldano un po' gli animi, ma il direttore di gara ha fischiato il calcio di punizione, non ci sono comunque grosse lamentele. Riguardiamo il momento in cui in secondo intervento, probabilmente in fase di chiusura da parte del Catan con Rapisarda, probabilmente commesso fallo, e adesso bisogna capire chi andrà a battere questo calcio di punizione. Marco Carli, esce Giovinco ed entra Jefferson al suo posto. non ha giocato male Giovinco questa partita, diciamolo chiaramente. Esce però Giovinco, evidentemente ha bisogno di altezza là davanti il tecnico del Catania, e pertanto l'esordio per Sichera Andrade Jefferson, maglia numero 79 per lui. Esce Giovinco accompagnato dai fischi dei tifosi della Licata, l'ingresso in campo di Jefferson, ma attenzione perché siamo nel momento della battuta del calcio di punizione, tutti al limite dell'area di rigore, la lunga rincorsa con la piede destro, pallone che rimbalza però facile davanti alla porta di Beters. Non ci sono stati patemi per l'estremo difensore del Catania, che può tranquillamente rimettere il pallone in gioco, lo lascia rimbalzare un paio di volte e dopo adesso lo scaglia lontano a cercare per l'appunto la testa del nuovo entrato Jefferson. Con questa palla però indicata nel frattempo siamo sulla versante sinistra del campo. Rizzo, la sua giocata, attenzione, potrebbe scattare il cartellino, cosa che non è, e quindi si riparte soltanto con un calcio di punizione a favore del Catania, maglia numero 79 per Jefferson.
l'uscita di Giovinco, che un po' ci ha sorpresi. Cambiato quindi due esterni della linea di tre quarti di Catania. Ottima la scelta di Rapisarda di andarsi a collocare vicino al palo più distante e a prolungare la traiettoria del pallone, evitando guai più seri alla Catania. Ne viene fuori però un calcio d'angolo, attenzione, perché Rotulo sta per batterlo, e ricordiamoci che Pippetto Romano ha ancora a disposizione dei cambi sicuramente più offensivi, una serie di rimbalzi all'interno dell'area di rigore, poi una deviazione dopo il tiro scagliato di destro da parte di Mudasiro, che non ha nulla a che vedere ovviamente con quello di Rizzo, ma stava per mettere in difficoltà l'intera retroguardia della formazione rossazzurra, con la palla che comunque poi alla fine si è persa oltre la linea del fondo. Ancora attenzione, un calcio d'angolo all'interno del rigore, spiove in due tempi il Catania, prova a allontanarlo ma lo fa male dopo che arriva con il destro Ficarra, palla che però viene poi cacciata definitivamente fuori. Sta per entrare in campo ancora un sostituto, Marco Carli. Se Carli ci sente, sta per entrare in campo Alessandro Russotto per il Catania. Entra pertanto Alessandro Russotto tra le fila della Catania. L'uscita invece è quella di Buffa per un Russotto che va via. Uno ne entra in campo, ovviamente una posizione completamente diversa, sua maglia numero 16 è la sua specialità. Comunque entra in campo un 2002, mentre c'è un fallo commesso da Castellini. L'arbitro dalla panchina vorrebbero il cartellino giallo per il fallo del giocatore della Catania. Dialoga però, questo è il momento in cui arriva un bel pestone. Non ci sono state però gravi ripercussioni. Lubistani è stato l'autore. Calcio di punizione battuto da Vitolo. All'indietro si riparte con Mudasiro, il controllo per Frisenna, il solito spiovente, bravo Frisenna, non altrettanto nello stop di petto Izzo. È un buon momento per il Licata. Izzo, Vitolo, versante di sinistra. Vitolo è stato l'autore del calcio di punizione, che però non ha colto nel segno i due rimbalzi facili. Ancora Izzo, largo a destra. Il Catania non deve farsi assolutamente schiacciare dagli avversari, e adesso comunque è un buon momento per il Licata, all'altezza della bandierina di destra rispetto al movimento offensivo del Licata. Rimessa con le mani, pallone al solito lungo, non dialogano sulla fraseggio stretto quelli della Catania. Parte però nuovamente Vitolo, il campo non è finito sull'alto fronte, attenzione perché c'è Pino, il controllo di Pino se lo porta comunque fuori dall'area di rigore Rapisarda, che poi vince il duello con l'avversario. L'arbitro vede tutto, vede anche un fallo ai danni del difensore del Catania, comanda il calcio di punizione a favore della formazione rossazzurra. Non so se Marco Carri ha benissimo, abbiamo risolto per un attimo anche piccoli enigmi sulla quelle che possono essere le future scelte del tecnico del Catania, ma soprattutto i movimenti nella panchina del Licata, che mi sembrano invece più votati a smuovere sul fronte offensivo la formazione di casa. Ricordiamoci che qui, diciamo, in questa panchina ci sono comunque due punte centrali che sono Baldè e
Ouattara. Sono tutte e due giocatori che comunque insieme a Saito possono dare maggiore lustro al fronte offensivo, perché ricordiamo che Rotulo comunque non è un attaccante, un mediano spostato in posizione più avanzata, sta facendo egregiamente il suo dovere. Minacori è un'ala come, diciamo, vocazione tecnica. Ficarra che si muove comunque in posizione più avanzata, nasce come centrocampista. Marco, finalmente. Sì, ci siamo ritrovati. Vannia e Baldé sono i due ingressi per il Licata. Stiamo ovviamente aspettando anche i loro al posto di chi prenderanno in campo, per cui Cannia, Perizco. Cannia, Perizco, che è un terzino sinistro, ed esce Izco che anche lui è un destro, ma e poi Baldé al posto di Ficarra. E Baldé al posto di Ficarra, e qua ci sta perché esce, diciamo, un giocatore che ha probabilmente minori propensioni offensive, ed entra in campo invece un attaccante centrale. La scelta di togliere Izco probabilmente agevola un po' il Catania. Non sappiamo ovviamente la verve di Cannia, ma Izco è stato comunque un giocatore che ha corso tantissimo nell'arco della partita finora giocata. Siamo giunti al minuto 64esimo, il Catania finalmente riesce ad uscire fuori dal guscio dove era stato per un po' di tempo chiuso dai giocatori del Licata. Adesso dicevamo uscito Ficarra, è entrato Baldé, e qui probabilmente possono cambiare le dinamiche offensive della formazione allenata da Pippetto Romano. Angelo, le scelte di Ferraro sono state diverse. Marco Carli. non so se ne avevi parlato in precedenza, perché per qualche minuto, come sai, non ti sentivo, ma si stanno scaldando per il Catania Somma e Sarno. Sono i due giocatori che dovrebbero entrare, dovrebbero fare il loro ingresso in campo, i prossimi due cambi del Catania. E vedremo, sì, mi era sembrato che Sarno avesse già comunque accelerato le fasi di riscaldamento anche durante il riposo. Poi evidentemente le scelte sono state altre. C'è il calcio di punizione, lo batte Salo, troppo facile, però è troppo vicino la posizione di Minacori per l'arbitro, ovviamente non si avvede di nulla. Catania che spreca due tempi di gioco e permette comunque all'ala sinistra di andare incontro al pallone e evitare che l'attaccante rossazzurro possa scoccare il tiro. Sull'altro fronte Catania che guadagna invece la profondità, guadagna un calcio d'angolo, anzi no, una rimessa con le mani, la batte lunga, così come era avvenuto sull'altro fronte invece per contro il Catania nella partita contro il San Luca. Ricordate, tutte quelle rimesse con le mani, tutte indirizzate, stavolta l'ha provata Jefferson. Adesso invece Frisen al centro, si parte da Vitolo, lungo fraseggio, ed è una squadra che comunque accompagna nelle istanze il gioco. Sostanzialmente è un gioco più moderno, con reparti sicuramente più corti. Il Catania invece al secondo tocco si affida ai lanci lunghi, proprio a cercare fortuna lì in mezzo. Salta più in alto di tutti Lubistani, da 2004 che non sta sfigurando nella chiave di prescelto proprio per questa categoria. L'alternativa sarebbe stata dare un sistema diverso di gioco alla squadra. Nel frattempo, mettendo il portiere 2004 Rizzo, la lunga rincorsa da parte per l'appunto di Jefferson, auto di destra del campo. Sarao si è andato a mettere in una posizione leggermente più decentrata, mentre un po' più centrale è andato a collocarsi De Luca, che lui insomma nasce anche lui come
come centrale, poi adattato anche sulle corsie, tanti ruoli che può ricoprire il numero 17 della formazione rossa-azzurra. Il gioco nel frattempo è fermo, 1-0 e lo score è il distacco tra Licata e Catania, partita pertanto in bilico, lungo e profondo, tentativo di andare a cercare il movimento di Baldè, che adesso raccoglie il pallone. Su di lui comunque Lubistani fa buona guardia, sembra avergli preso le misure al numero 18, classe 1999 della squadra giallo-blu. Con le mani Sarao di testa, l'ultimo tocco però è stato di Mudasiro. Gioco pertanto che riprenderà nuovamente con la sfera tra le mani dei giocatori rossazzurri, per l'appunto Lubistani. Di testa salta sicuramente più in alto di Sarao Mudasiro, 2 volte che intercetta il pallone prima del lungo attaccante della formazione rossazzurra. Lubistani, l'arbitro non aveva ancora ripreso le operazioni di gioco, Lubistani aveva già rimesso la palla, mentre c'è un lungo fraseggio fra De Luca e Mudasiro. Ma che succede, Carli? Visto che il gioco è fermo. No, hanno un po' di discussioni, mentre vi dico che ho visto continuare a riscaldarsi Sarno, che dovrebbe essere arrivato veramente il suo momento, mentre fra un po' toccava quasi a noi raccogliere c'è una sostituzione il però. pallone. Attenzione. C'è una sostituzione invece nel Licata, con l'ingresso del numero 15 Sienco al posto del numero 4 Mudasiri. Esce Mudasiri ed entra Marcellino Placido, almeno questa è l'indicazione che ci arriva dalla distinta. Sì, è giusto Angelo, è giusto. Dalla distinta, mentre attenzione, c'è il Licata in possesso di palla. Buona la partita oggi di Rizzo, che sta facendo reparto tutto quanto a sé, con la possibilità di Rapisarda però di raccogliere nuovamente il pallone in seconda battuta con Jefferson se lo allunga troppo, ovviamente gli mancano i minuti partita alla brasiliano in maglia rossa-azzurra, e pertanto pallone che poi viene intercettato, tolto dai piedi, spedito oltre la linea dell'out. Si riprende pertanto a giocare con la rimessa con le mani a favore della formazione rossa-azzurra. I minuti che sono trascorsi 70, amici sportivi. Dalla Dino Liotta di Licata il risultato è quello di Licata 0 Catania 1. Il gol lo ha realizzato Rizzo, era il minuto 22esimo della partita. Non si schioda da lì però il pallone, ancora una rimessa con le mani da parte della Catania, e quindi abbiamo annotato l'ingresso in campo di Marcellino, che è un centrocampista centrale. Marcellino Placido, classe 2002, e questo è il senso di queste sostituzioni che impongono l'uscita di un giocatore pari età o addirittura più giovane. A centrocampo c'è un fallo d'ostruzione, l'arbitro si accorge di tutto, ci va di mestiere però in questa circostanza Rapisarda. Buona la sua partita oggi, 2 palloni in campo però vanno allontanati. Calcio di punizione, l'arbitro e Pignolo dice vabbè, battiamolo comunque, lo batte Frisenna, pallone in verticale, il tentativo di Baldè di andarlo a raccogliere. Ancora Licata,
tutti i palloni gravitano dalle scarpette arancioni del metronomo di questa squadra, che per l'appunto Giulio Frisenna. Buonissima la sua partita di oggi, ci ha ben impressionato, classe 2002. Altra sostituzione, È il Marco. momento di Sarno, è il momento Sì. di Sarno, esce Sarao per quanto riguarda il Catania, ultimo sostituto diciamo del trio d'attacco iniziale da parte della squadra rossa-azzurra, ed entra Sarno, che è stato ufficializzato, lo sappiamo, 2 giorni fa nella serata di venerdì. Per lui un ritorno con la maglia del Catania dopo una stagione passata nel 2018-2019. Ecco qua la sostituzione ed ecco l'ingresso in campo di Sarno. Per la serie cotto e mangiato in questi casi, no, possiamo anche declinarlo così, l'ingresso in campo di Vincenzo Sarno, giocatore che, come giustamente ricordavi tu Marco, nel 2020 ha vestito la maglia del Catania, poi dato a Trieste, poi prima di allora Padova e Foggia. Sicuramente un giocatore che prima di arrivare a Foggia era il Virtus Entella, esperienza in tanti campionati professionistici giocati, e adesso uno che ha fatto il suo dovere, quello di tentare di fare salire la squadra, ma aveva giocato finora francamente tutte quante le partite come Sarao. Panchina per lui. Jefferson a questo punto si è spostato sul versante di destra, prima era partito a sinistra quando c'era ancora Sarao, ma nel frattempo Indicata continua a provare ad affondare i colpi. C'è il calcio di punizione, lo batterà ancora una volta Rotulo, si fa vedere poi nel frattempo proprio Marcellino che si defila la posizione anche Giulio Orlando. Sul punto di battuta Riccardo Rotulo preferisce prolungare, poi c'è il controllo con le mani, tutto è volontario, dice il direttore di gara, ma avevano provato una volée all'interno dell'area di rigore, rimessa corta e poi appoggio profondo e lungo sul primo palo, pallone giocato quasi con l'esterno del tacchetto al volo. Proteste che però si sono spente da sole, e nel frattempo il Catania ha ripreso a giocare con le mani, rimessa pallone nuovamente in campo. De Luca sul versante di sinistra, appoggio per il capitano, all'indietro per Lorenzini che cambia gioco, tutto spostato a destra. Adesso il Catania, il movimento sul fronte offensivo della formazione rossazzurra, che però si spegne, c'è un fallo in attacco e quindi si riparte con un calcio di punizione a favore del Licata. Primi crampi, temperature elevate, ne abbiamo parlato, nonostante oggi la giornata sia ventilata, e questo è praticamente il momento in cui ci sono le proteste per questo controllo. Potremmo anche rivederlo, perché abbiamo selezionato soltanto la parte finale, contatto comunque senza grandi pretese, c'è il tempo per dissetarsi un po' tutti quanti, e allora ecco è il tempo di rivedere. Questo è il calcio di punizione battuto, controllo, sì, non c'è niente perché il braccio è proprio attaccato al petto, posizione vicinissima, non apre assolutamente l'area di ribattuta, chiamiamolo così, niente difatti da poter eccepire finora alla direzione di Poli di Verona. Non è stata una partita complicata, squadre che comunque hanno preferito giocare al calcio ed evitare invece altre attività che sono invece classiche in questo tipo di campionati. Buono lo slalom all'interno dell'area di rigore di Baldè,
che semina due avversari, poi arriva Lorenzini e dice ai compagni di squadra: ragazzi, stiamo attenti perché qua non possiamo prenderci troppe licenze, e quindi il gioco nel frattempo è stato fermato. E dovremmo forse lavorare un po' di più con le forze fresche. De Luca è entrato in campo, ha fatto vedere qualcosa, adesso la posizione centrale è diventata quella di Jefferson, che adesso prende proprio quella che è la posizione di Sarao. De Luca si lancia sulla sinistra, adesso c'è la giocata di Alessandro Russotto, lo scambio sulla corsia quasi centrale, una serie di rimpalli, poi l'arbitro ferma il gioco per comandare invece il calcio di punizione per il Licata. Il fallo c'era e quindi si riparte da qui con la classica apertura per Pino, il fraseggio per Vitolo, all'indietro la posizione centrale di Calaiò, ancora Licata, lancio lungo, stavolta anche Licata ha un riferimento offensivo più profondo che Ali e Bolde, e pertanto può provare anche questo tipo di giocate. La finta, la partenza con Pino, Lubistani, il duello tutto muscolare ma senza fallo sul corridoio di destra, e il ritorno nuovamente in una posizione lì in mezzo al campo. C'è una sostituzione, Marco Carli. C'è un'altra sostituzione proprio nel Licata con l'ingresso in campo del numero 13 Rubino. Sì. Esce Frisenna. Entra Rubino, che è un difensore centrale, e esce Frisenna, che è un centrocampista centrale, probabilmente lo andrà a collocare al posto del giocatore che aveva risentito prima con ogni probabilità di quell'affaticamento muscolare, e quindi non è un cambio in chiave squisitamente tattica o maggiormente offensiva, è più un cambio di contenimento. Lancio lungo, lunghissimo, facile pertanto adesso per Sandro innanzitutto non raggiungerlo, e poi per l'avversario raccoglierlo oltre la linea dell'out e guadagnare la rimessa con le mani. Stacco di testa lì in chiave quasi da difensore avanzato di Castellini, anche lui è parso concentrato oggi. Ovviamente Lorenzini è una sentenza lì in mezzo al campo, ma la coppia non è stata poi così cattiva. Castellini e Lorenzini, buona la prova della Pisarda 2004. Lubistani mi è piaciuto, ovviamente per uno che arriva in trasferta, e poi qui ancora proteste per un pallone che rimbalza sul braccio basso. Vedremo un po' proprio di Castellini, vediamo se ci sono le immagini, che era andato lì Castellini all'interno della rigore, proteste che però si spengono subito. L'arbitro è ben piazzato, dice non è successo nulla, come non era successo nulla nei minuti precedenti, mentre l'uscita stavolta di Beters toglie alla Licata qualunque possibilità di farsi pericoloso. Ci riprova col solito fraseggio lì con Pino, adesso in mezzo, all'indietro da Calaiò a Valenti. Calaiò, due rimbalzi, si fa vedere sul fronte di destra e raccoglie immediatamente Rubino. Lancio lungo, Lubistani, ottima la lettura di Lorenzini, spazza lontano,
nel frattempo rovinano in due, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore del Licata, che sta provando ad accelerare. Questo è il momento in cui il pallone passa davvero largo dal braccio di Castellini. Non c'è nulla anche in questa circostanza, anzi c'è proprio il braccio di Castellini che si alza ancora di più per evitare di andare a toccare il pallone, e quindi proteste illegittime da parte dei giocatori del Licata. Il calcio di punizione, stavolta la grande parata del Beters sulla importante girata di testa. Beters si fa trovare pronto e preparato tra i pali, calcio di punizione che adesso rivediamo, che è stato battuto dal solito rotulo, posizione centrale, girata di testa, intervento di Beters al minuto 83esimo, lo annotiamo. Marco Carli dalla panchina del Catania, che indicazioni ci arrivano? Panchina del Catania che, allora ti dico, Zeoli continua a incitare ma anche a lamentarsi un po' con i suoi giocatori. Intanto fra poco ti dico che nel Licata sarà il turno di Ouattara, e mentre Ferraro resta come al solito impassibile, parla spesso proprio con Michele Zeoli, perché è un momento delicato per il Catania. Hanno chiamato a riscaldarsi anche Boccia, che sta intensificando le fasi di riscaldamento, potrebbe essere lui il quinto cambio, vedremo, ma è certo che sulla panchina del Catania si sta sentendo molto questo finale di partita, perché il Licata si sta facendo pericoloso. E non dovremmo arrivarci francamente con questo tipo di atteggiamento. Nel frattempo però la partita, il gioco è fermo, giocatore del Catania a terra. Stiamo rivedendo gli sviluppi del calcio di punizione, poi la girata di testa da parte di Giulio Orlando che impegna severamente Beters. Orlando ci ha messo di suo in questa giocata, mentre maglia numero 19 per il nuovo ingresso, così come ci aveva preannunciato Marco Carli, Ouattara, giocatore ivoriano arrivato al Licata dal Lavello. Prima del Lavello giocava al Prato, ma aveva iniziato il 2020 dalle parti di Acireale, prima ancora nel Taranto e nella Palmense, ed è una punta centrale, quindi sta giocando con tutto il fronte offensivo praticabile. Il tecnico Pippetto Romano, mi pare che le sostituzioni tra le fila del Catania, mentre ci ha provato con un appoggio comunque morbido, il Catania dovrebbe cercare di chiuderla la partita. Jefferson va all'indietro con la ripresa di operazioni di gioco veloci da parte di Valenti. Sarno, il controllo, poi il colpo di testa, non c'è fallo di mani, dice il direttore di gara. Si riparte da Marcellino, l'apertura sul versante destro di Pino, poi ancora Pino, dopo l'1-2 veloce la volée, Rubino avanti per il colpo di testa da parte di l'ottimo Lorenzini, sempre pronto e sempre presente. Rapisarda con calma, maglia numero 5 per Francesco Rapisarda, esperienza e senso della posizione. Attenzione però, c'è Licata all'interno del rigore con chiamato in fase difensiva anche per il Catania De Luca. È un buon momento del Licata, ci stanno schiacciando, e quindi 86 minuti e 50, ci sono pochi minuti ma tutti intensi, quelli del Licata che sta cercando di accelerare il colpo. Applausi ovviamente da parte dei tifosi del Licata, si fanno sentire quelli del Catania. C'è il calcio di punizione, attenzione, che sta per battere il Licata, lo fa sempre col solito rotulo. Siamo sul corridoio di sinistra rispetto alla fase offensiva,
della formazione del Licata, gremito di maglie bianche ma anche rosso-azzurre, l'interno della rigore, ci sono 7 giocatori della Licata, battuto il calcio di punizione, la smanacciata da parte dell'estremo difensore rosso-azzurro Beters. Sull'altro fronte però si continua a giocare il duello quasi corpo a corpo, si passa invece cercando di proprio far allargare il gioco, c'è una posizione irregolare ma aveva provato anche il pallonetto, non so se è voluto o in realtà tentato da parte di Marcellino, ma il pallone che si è perso praticamente abbondantemente a destra, la porta difesa da Beters che era davanti al palo. Si fa vedere Giovanni Ferraro, raccomandazioni per De Luca, se l'ha praticamente chiamato chiedendogli probabilmente di accorciare la squadra. C'è un divario tra i 3 dell'attacco e quelli della difesa. Adesso riconquista palla il Catania e lo fa con Rizzo, apertura sul fronte di destra con Jefferson al centro, si fa vedere Sarno, ancora il duello quasi fianco a fianco, il movimento del brasiliano, l'appoggio corto all'interno dell'area di rigore, una serie di rimpalli, la girata, il gol del Catania, il gol del Catania che arriva praticamente con De Luca che raccoglie evidentemente il consiglio di Giovanni Ferraro e va a chiudere la partita. Giuseppe De Luca realizza il gol della Catania quando siamo giunti praticamente quasi a tempo scaduto e va a prendersi anche gli applausi. Rivediamo l'azione, tutta una bella giocata brasiliana, poi il tocco di De Luca, il controllo e il destro praticamente a non poter fare intercettare il pallone da Federico Valenti e il Catania può chiudere probabilmente questa partita. Saputo stringere i denti la formazione rossa-azzurra e poi è arrivato il gol di De Luca, ci teneva particolarmente forse il numero 17 del Catania. Ci sono però delle indicazioni che arrivano. Che succede, Marco? Perché hanno acceso, è successo qualcosa? No, stanno aspettando semplicemente per dare la possibilità di ricominciare. O no? Sì, non capisco se De Luca, sì, De Luca sta uscendo dal campo. Sì, è vero. Cartellino rosso per De Luca, non si capisce bene quello che sia accaduto all'autore del gol. Cotto ed uscito, cioè è entrato, ha fatto il gol, giocato comunque una partita buona. Chissà che gli aveva detto qualche minuto prima Giovanni Ferraro prima che facesse il gol, e poi espulso, forse perché avrà detto qualcosa al guardaline, avrà detto qualcosa perché si era avvicinato troppo ai tifosi del Catania. Rimane un mistero, ce lo spiegheranno probabilmente, e questo è un'altra di quelle cose che obiettivamente non è una nota di merito, perché il giocatore che serve al Catania in questi momenti in cui comunque, mamma mia, che bravo, palla che si perde davvero fuori, e allora questo ragazzo ce l'ha questa giocata, non è la prima volta che la fa. Placido Marcellino, bravo veramente, il ragazzo classe 2002, ci ha provato 2 volte con un tiro dalla distanza e questa volta c'era quasi arrivato al gol. Prima avevamo detto ci ha provato o era un lancio in avanti, qui invece c'è proprio l'intenzione di Marcellino, mentre c'è qua bottigliette che sono rimaste lì a bordo campo. Chissà se riusciamo a rivedere le immagini che hanno condotto precedentemente all'espulsione di De Luca, perché tutto sarà successo lì, in quella linea dove c'è il secondo assistente del direttore di gara, e poi lì sarà successa qualcosa, perché scontri non ne ho visti, situazioni così gravi da condurre l'arbitro ad allontanare con la massima delle sanzioni il giocatore del Catania.
obiettivamente ci è sfuggita. Licata che adesso nel momento di maggiore sforzo si trova sotto di 2 gol. Posso dire con onestà calcistica che il doppio svantaggio forse è di eccessivo rigore nei confronti di Licata, che ha giocato comunque una buona partita. Ovvio non ha mai impegnato Betters, ma sul piano del gioco francamente ha dimostrato di stare bene in campo e di essere comunque una formazione che francamente non merita 0 punti in classifica che ha fino ad ora. Buona espressione di gioco, buono il fraseggio, poi da quando sono entrati in campo, diciamo, i due con maggiori propensioni offensive, e mi riferisco a Ouattara e a Baldé, forse, se proprio dobbiamo dirla tutta, il Petto Romano ci ha pensato un po' tardi a cercare la profondità, ma delle ottime individualità. Mi riferisco a Minacori, ottimo Frisenna, perso un bel giocatore anche in difesa. Il Licata comunque delle buone individualità, 0 punti in classifica, sono un sacrificio troppo grande. Il Catania che invece si accinge a chiudere questa partita, siamo già al 90esimo. Marco Carli non ci sa dire quanti minuti di recupero, perché non abbiamo visto la vagnetta col recupero. Marco? Angelo, ho visto l'arbitro che indicava il numero 5, però nemmeno io, non c'è stata una lavagnetta con i minuti di recupero effettivi, per cui in effetti impossibile dirlo solo perché l'arbitro ha alzato la mano. Diamone 5, perché quel 5 sicuramente non era un saluto rivolto alle panchine, e probabilmente saranno 5 i minuti di recupero, ma il Licata adesso è sotto di 2 gol. L'impermeabilità difensiva del Catania continua ad essere una delle denominazioni più importanti e più significative. Buona la prova, diciamo, dell'intero impianto difensivo, ma c'è il gol del Licata che riapre la partita. Che vi ho detto, l'ingresso in campo di Ouattara ha un po' scombinato i piani, e stavamo parlando della buona attenzione difensiva mostrata dal Catania, che invece ha pensato che la partita fosse finita. Invece rivediamo il gol di Ouattara, che ha praticamente trovato un varco il giocatore ivoriano proprio sullo scambio con Baldé. Poi pallone che si prolunga, Ouattara, e qui non ci arriva probabilmente né Rapisarda né Lorenzini. Riapre la partita il Licata con gli attaccanti, ma la partita nel frattempo finisce. È finita la partita proprio in questo istante. Il Catania conquista dopo tantissimi anni nuovamente il Dino Riotta di Licata, con una partita dove in fondo il risultato di 2-1 non fa una grinza, nella misura in cui il Catania ha meritato sicuramente il doppio vantaggio, ma era giusto che l'avversario avesse anche il tributo di un gol. L'uscita dal campo di Giovanni Ferraro, che ancora una volta dimostra di essere particolarmente impassibile. Gli abbracci ai giocatori della Catania, che ci dicono che invece i punti in classifica, nonostante il Catania continui a dimostrare di avere una certa sofferenza nel chiudere le partite, ed oggi anche a mantenere la concentrazione fino al 94esimo minuto, momento in cui il giocatore della formazione giallo-blu ha praticamente realizzato il gol del 2-1. E poi adesso le frasi le foto di rito e le frasi scambiate tra i giocatori del Catania. Sconsolato la squadra di Petto Romano, che però si prende gli applausi del pubblico di casa, io reputo assolutamente meritati. Hanno giocato una buona partita mostrando grandi individualità, ma adesso godiamoci invece il ritorno alla vittoria. Dopo tantissimi anni al Dino Riotta era capitato una sola volta alla Catania di dover
uscire da qui tra gli applausi del pubblico di Fede Rossazzurra. Le altre volte è stato sempre un campo particolarmente complicato e particolarmente difficile, e lo dobbiamo per questa vittoria dire grazie al gol di Rizzo, dobbiamo dire anche grazie alla realizzazione di Giuseppe De Luca e poi a un impianto di squadra che sul piano difensivo ha retto fino al 92esimo. Marco Carli. Al momento quindi non avremo interviste, mentre qualcuno prova a saltare la barricata per andarsi a conquistare, non ovviamente per nulla di grave, ma per andarsi a conquistare la maglietta dei giocatori del Catania. Io che negli anni passati, o meglio nelle 2 stagioni passate, le magliette erano un bene preziosissimo, non c'erano poche a disposizione dei giocatori del Catania e quindi non venivano donate al pubblico di Fede Rossazzurra, salvo doverle pagare il medesimo giocatore. Adesso evidentemente i tempi sono cambiati e anche c'è modo di spogliare praticamente quasi in denudè assoluto i giocatori e conquistarsi tutti i trofei, comprese le pettorine. Ma per un pubblico che è venuto ad apprezzare quelle che sono state le gesta, c'è Ciccio Lodi, guardate il Desabie, soprattutto guardate come gli ha fatto bene la preparazione all'inizio di questo campionato. È stato quasi un mese insieme ad un preparatore atletico per mantenere il peso forma. Possiamo rivedere, quando ovviamente la regia ci darà l'ok, gli highlights di questi secondi 45 minuti. Partiamo immediatamente mostrandovi quello che è successo in questo secondo tempo, che è stata una partita sofferta un po' dal Catania fino a quando non è riuscita a mettere in cassaforte il risultato. Questo è subito il calcio d'inizio, ce lo stiamo rivedendo, ma da questa azione ovviamente sorge davvero pochissimo. Questi sono invece i primi movimenti in chiave offensiva del Catania, una serie di rimbalzi all'interno del rigore, poi c'è comunque un fallo in attacco che viene fischiato alla formazione rossazzurra. Questo è praticamente il gol in fuorigioco da parte di Izco. È stato da questo momento in poi un buon momento per il Catania, buona la guardia di Lorenzini, è stato sicuramente tra i migliori in campo, forse l'ultima sbavatura dell'ultima azione ha pacchiato un po' la sua prova, tentativo con un calcio di punizione da parte del Licata. Ancora una volta il pericolo che giunge dai calci piazzati con uno spiovente all'interno dell'area di rigore, poi allontana definitivamente la formazione rossazzurra. Sul secondo rimbalzo non ci sono comunque particolari difficoltà sulla giocata proprio di Izco. Rimessa con la mani lunga per il Catania, che ha cambiato un po' a quel punto gli interpreti della partita. Sono entrati in campo Alessandro Russotto, De Luca, è entrato in campo Jefferson, poi anche Sarao, e sullo stretto il Catania ha cercato di conquistare qualche metro, poi comunque proprio Jefferson, una delle sue prime azioni, non riesce a trovare l'impianto migliore. Qui perde la palla a Rizzo e mette in movimento i giocatori del Licata, che fanno pressing comunque a tutto campo per quello che possono. In uscita il Catania soffre, qua ci sono le proteste per un calcio di rigore non concesso, assolutamente inesistente. Questo è dal momento in cui Pippetto Romano ha messo in campo Baldè, ha cominciato a fare il bello e il cattivo tempo lì sul versante sinistro del campo. Ovviamente su quel fronte Rapisarda era particolarmente stanco. Ancora proteste per questo diciamo pallone che sfiora un braccio, ma la posizione allargata, con il Licata che prova a quel punto a trovare il pareggio. Il Catania ci prova invece a raddoppiare, lo fa con il nuovo entrato Alessandro Russotto. Poi sull'altro fronte sempre Licata in possesso di palla, e questo è il tentativo di colpire dalla distanza di Placido Marcellino prima che arrivi il gol del Catania, che lo firma De Luca e mette a quel punto quasi dico la partita in cassaforte. Ma come tutti gli avversari, guardate, una serie di fraseggi, De Luca al controllo, è una specie di calcio di rigore dai 5 metri, dai 7 metri, va a ringraziare, va a cercare praticamente subito lo spunto
con i tifosi e forse per questo è andato direttamente col cartellino rosso, e questo è il gol che invece segna il Licata, il gol della bandiera, che però testimonia come la formazione di Pippetto Romano abbia comunque giocato, espresso anche un buon calcio, abbia espresso anche delle buone individualità per una squadra di calcio che immeritatamente, per quello che abbiamo visto, ha soltanto 0 punti in classifica, ha inanellato 3 sconfitte consecutive. Sono 3 invece le vittorie consecutive del Catania, che chiude anche questa, chiamiamola così, pratica difficile, complicata, in un campo prestigioso, importante, ma anche questo difficile. Si è giocato sul sintetico ed è la prima volta che in questa stagione il Catania gioca sul sintetico. Non mi pare che abbia avuto grandi sofferenze sul piano del palleggio, le sofferenze rimangono sul piano del gioco, ma quello è un altro discorso, finché si vince, bene così.